Mamma mia, proprio un gomito in faccia! L'hanno fatto rivedere alla fine, un gomito proprio in faccia! Ve ne dovete andare, si fate Mazzoleni, sei una schifezza di... Non mi far dire parolacce, non è possibile! Amici bellini, direi guardiamoci il basket, ma che ce ne fotte? Guarda questa tripla, guarda, da lontanissimo, solamente rete. Non so nemmeno come si dice tecnicamente, ma si pare a ciuccio. Oppure abbiamo quest'altra opzione, tennis femminile, tra l'altro bellissime ragazze, atlete complete che fanno tutte le cose. Non funziona niente, non funziona niente, non funziona nulla. Pericolo! Vai con la Spagna! Non so niente, approccio, non so niente, so di qualche pericolo. Adesso c'è Yusai a sinistra. No, Insigne. Ma c'è Yusai a sinistra e poi ne parliamo, perché sta Fabian così alto? Vabbè, questa è tutta una... bisogna capire come hanno studiato il primo pressing, che però con 2 triangoli se ne escono e... Vai Yusai, non sia mai! Cosa darei per fare una domanda sul pressing, sulla fase difensiva a Gattuso? Quasi. Ragazzi, c'è una fase difensiva complicatissima perché muovono bene la palla e quindi c'è Fabian che segue anche un uomo, ho visto, complicata da leggere. Buono Yusai, guarda gli Insigne, dai, mamma mia. Dimmi che non è fuori gioco, dai, Yusai, il lancio di Yusai, non sia mai. Ha messo Yusai a sinistra, come si permette? Pensano poco, non roviniamo tutto, vi prego, che è una cosa bellissima. Che gol incredibile, un brindisi per Insigne che non segna mai, capocannoniere credo, ma voi me lo direte nei commenti. Ecco qua, ma figuriamoci, non ci può andare bene uno, non ce ne può andare bene uno, i centimetri, i millimetri, poi altre squadre i millimetri sono al contrario dopo 3 ore di controllo, vabbè, non possiamo protestare sui millimetri, non possiamo. Mazzoleni al VAR, ok, puntalo Matte, puntalo, bravo. Abbassa il corpo. Comunque dobbiamo essere coraggiosi nel pressing perché questi poi la buttano come noi. Fazzoletti di sfaccimma a go oggi. Vedi? Fazzolettissimo. Vedi Rachmani dove deve arrivare. Ma per forza, questo è dove si gioca la partita. Chi sbaglia prima segna. Il contrario, fa segnare l'altro. Replay del VAR non ce lo fanno vedere? No, dove sta? No, ma veramente? Ma fatemelo vedere bene. Ma che cos'è? No, non ci credo. Stavolta contesto anche la tecnologia, non è possibile. I telecronisti spagnoli stanno dicendo: chiedo l'abolizione del fuorigioco di un pixel. Quando è un pixel è gol. Piango, stavolta piango. Su questo calcio di punizione io chiedo a voi, perché ho visto un replay solamente e non mi sembrava neanche fallo. Gli spagnoli hanno detto non c'è nada, non è fallo. Chiedo a voi veramente, perché non voglio piangere assolutamente. Chiedo a voi se quello era fallo di Politano o meno, perché poi se... vabbè, se poi tu perdi perché la squadra è più forte, va bene, cama fa, giocano meglio, va bene, ma sui calci di punizione, sugli episodi vado un po' in freva. Maximovic, no vabbè, possiamo piangere fino a dopodomani, non cambia niente. Dai cielo, mamma mia, ma che bestia che è una bestia, con tutti e 2 i piedi, c'ha una proprietà di calcio incredibile e non siamo morti ancora. Moriamo più tardi. Concetta, prepara le tombe funebri. Guardate da questa angolazione, incredibile come tocca quel pallone. Fabian. Quasi. Fabian. Bravo Demme. Bravo Maxi, dai, che questi qualcosa la concedono. Dai Yusai, va. Vabbè. Bella azione. Questa se la sono meritati perché sono usciti benissimo con i triangoli e hanno portato fuori la difesa. Bella azione. Yusai dice no, ma vedi qua se ne sono usciti belli. I telecronisti spagnoli non ci stanno, dicono che si è fermato in tempo, ma il tocco c'è. Io contesto la prima punizione, non questo rigore qua.
Ma qua Maksimovic o Meret se la deve chiamare o tu devi la paura addosso. L'ho visto Meret galluccare. Vabbè, lasciamo un like per il fatto che il rigore l'ha fatto proprio Yusai e voi magari state pensando se c'era Mario Rui quel rigore non l'avrebbe fatto. Lasciate il like per questo. Guarda Yusai con l'esterno, Zielinski. Vai Fabian. Oh, mamma mia Meret, meno male, perché questo era un gol bellissimo. Ben costruito, bravo Meret. Guarda Di Lorenzo che ha fatto. Non chiama niente mo, non chiama niente adesso. Ha chiamato certi falli a Rachmani pazzeschi, adesso niente. Cioè Locatelli si è scartato tutta la squadra. Si è scartato Fabian Ruiz 4 volte. Vedi che siamo anche noi capaci di fare qualche triangolazione. Dai. E poi giustamente quelle Yusai e Insigne non ce la passa. Ma lo capisco pure. Ma cazzo! Che bella palla di Muldur. Guarda che non si parlano Meret e Rachmani. Ragazzi. Mamma mia lol. Fallo. È era uno schema anche carino. Maksimovic di testa nella nostra porta, tutto a posto. E 2 volte qua, niente da fare. E su questo cambio, ragazzi, possiamo mettere la parola fine a tutto, a Gattuso, al Napoli, alla squadra. È un cambio che dà un segnale. Sta male, non sta male, non lo vuoi far infortunare, tutto a posto. Stai per te. È uno di quei cambi che fa discutere, vai, discutetene nei commenti. Bravo Demme! Bravo! Cazzo, la sponda di Elmas e il gol di Fabian, non me ne andavo! Mamma mia! Ecco Yusai che stava facendo un altro rigore, un altro palo. Ragazzi, io non devo difendere Gattuso, ma adesso lo attacco. Non lo devo difendere, ma lo attacco. Qua devi mettere Agulam. Cioè, se Mario Rui non è in grado, stanno facendo il panico nella nostra area, il panico generale. No, se non metti Gulam adesso è un segno di ti sei arreso, è la resa. Si sta scaldando, dai, si sta scaldando. Buono! Grande! Grandissimo Lollo, dopo un paio di cose fumose hai capito che devi andare sul fondo e anche col sinistro. Bravo Di Lorenzo. Cambi giusti adesso, giusto. Gulam e Bakayoko, giusto. Bisogna lottare. Guarda Gulam, guarda il primo passaggio di Gulam com'è preciso. Vai Elmas, foot the mids. Va bene. Arrostassu fuori gioco. Bravo Polità. Oh Meret, ti voglio un bene dell'anima. Fabian, dai Fabian. No, Elmas, cazzo. No, questa se l'è mangiata, no. Bravo Politano, fatto tutto gamba e qua mi devi dare il rigore. No, lo devi ammonire allora ammoniscilo per simulazione. Il replay del contatto su Politano non lo vedremo mai. Dopo 50 metri di corsa, anche se gli dai un tocco leggero, quello cade. Si mette davanti, lo fai ostruzione, quello cade, è normale. Mamma mia, Maksimovic, che brutto passaggio. Mamma mia, proprio un gomito in faccia! L'hanno fatto rivedere alla fine, un gomito proprio in faccia! Ve ne dovete andare, si fate Mazzoleni, sei una schifezza di... Non mi far dire parolacce! Non è possibile! Bravo Di Lorenzo! Dai, mettilo sempre a botto! E ancora lo... Scialarata! Incredibile! Me ne va... Non lo guardo, non si vede, non vedo niente. Sì! Guarda che è finita, No, vabbè, al 93, oltre il tempo regolamentare. Manolas, tutto a posto. Siamo dei polli. Voglio, impresa incredibile, ma siamo i polli fritti. Ci saranno tante cose da dire adesso in live. Troppe cose da dire. I polli fritti. Frittissimi. Pollastri, siamo dei pollastri. 2 punti buttati nel cesso perché siamo dei polli. Da New York, Valerio Fluido è tutto, andiamo live.
Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, bomba, c'è sta tasto, da Saverio Solo, non mi ricordo come mi chiamo.